Friuli Venezia Giulia is rolling out new measures to support youth and women in the workforce as part of a recently approved social innovation law. Regional Councillor Alessia Rosolan says the goal is to boost job quality, tackle demographic challenges, and strengthen the welfare system. Il dato generale dell'occupazione a Trieste supera il 72% della popolazione attiva. Gli altri due dati molto positivi sono quelli che riguardano l'occupazione femminile, che è arrivata al 68,8 e un gender gap bassissimo che si attesta attorno al 7,6 contro una media regionale di oltre l'11%. I dati positivi dimostrano evidentemente una tenuta del nostro mercato del lavoro, ma le richieste che arrivano dalle imprese, soprattutto all'interno di questo Recruiting Day, dimostrano che gli spazi di crescita ci sono ancora, e su questi spazi di crescita la Regione vuole continuare a lavorare, vuoi con momenti come questo del Recruiting Day, vuoi con percorsi di formazione progettata assieme alle aziende, vuoi con politiche di incentivazione alle assunzioni destinate soprattutto ai giovani e alle donne, destinate soprattutto ai percorsi di apprendistato durante i periodi di formazione delle persone, vuoi con incentivi puntuali per i lavoratori che escono da crisi, e nel caso di Trieste una sola risponde a queste esigenze, sono le persone che lavoravano alla Tirso, che hanno bisogno di incentivi puntuali che abbiamo già garantito nel corso di questi mesi e che continuiamo a voler garantire anche nel 2025.